Sesta corsa, premio Val Genova. Gentleman in sulchi, ben 14 al via, 1 Top Day Mobile, Mirko Marini, 2 Abigail, Pietro Accame, 3 Noodles BF, Jessica Pompa, 4 Sognatore Adri, Massimo De Luca, 5 Ribose Tesse, Matteo Zaccherini, 6 Zephyrus GM, Filippo Monti. Questa è la prima fila. Seconda 7-0 Giulia, Michele Canali, 8 Vania del Ronco, Carlo Ballotta, 9 Suvetici CSM, Patrick Romano, 10 Uragano Spritz, Michela Rossi, 11 Zemambini, Lucia Pasqualini, 12 Zola Bad, Maddalena Versori, terza fila 13 Mofara, Thomas Manfredini, 14 American Dante, Andrea Venezia, molti cavalli in ritardo, allineamento proprio non dei migliori. Stacco della macchina, veloce, Abigail, poi Sognatore Adri, al largo di Noodles BF, al largo anche Riboseta S, poi Zephyrus CM a seguire i primi. È rientrato Pietro Accame con Abigail, quindi lascia di fuori Sognatore Adri che insiste, 200 metri in 14,6, alla fine si deve rassegnare, ma insiste ancora Massimo De Luca, vediamo se lo viene respinto da Abigail. Duello molto acceso fra i due, viene fuori 29-1 per i primi 400 metri. Riboseta S di fuori, mentre Vania del Ronco è partito bene dalla seconda fila, seconda alla corda. Poi vediamo Zephyrus CM che sta aspettando un rallentamento, intanto 600 metri in 44,4. Prosegue il duello tra Abigail e Sognatore Adri. Ora Zephyrus GM decide che è il momento di entrare in scena. Rimane in seconda posizione all'esterno Riboseta S davanti a Zolabad. Zephyrus CM sta scavalcando Sognatore Adri per portarsi direttamente a contatto del battistrada. Immaginiamo possa essere già al comando al chilometro, ma tipo un arresto. Poi si riprende, c'è un agganciamento, attenzione, c'è un agganciamento proprio tra Sognatore Adri e Abigail. Intanto Zephyrus CM è passato. Zolabad in seconda posizione, 4, poi avanza Sognatore anche Adri, il numero 14 di American Dante. Zephyrus CM ha preso un gap importante, ma Zolabad è lì seconda alla corda davanti ad American Dante. Poi il numero 3 di Noodles BF, siamo ai 200 conclusivi con Zephyrus CM che deve fronteggiare l'attacco di Zolabad che sembra molto tonica. Zolabad centropista, viene a vincere nettamente Zolabad, Maddalena Varsori davanti a Zephyrus CM, poi American Dante al quarto Noodles BF a precedere Top Day Model. Ottimo rientro di Zolabad con Maddalena Varsori per i nuovi colori di Giuliano Selva. Il cavallo ha vinto nonostante il numero 12 finendo in gran spinta, ancora tonica dopo il palo. Zolabad alla sesta di Bologna.